Non è più una realtà emergente, ma sta diventando un colosso del volley femminile padovano. Parliamo del Rio, società di Ponte San Nicolò, che si proporrà presto in regione con alcune squadre giovanili. Tutto parte dai numeri, centinaia di ragazzine che arrivano direttamente dalle scuole. Puntiamo sempre su un grosso lavoro nelle scuole, con un progetto scuola molto persistente. Ed il tutto è affidato da questa stagione a Fabio Balsano, che allena l'Under 14 ma che segue l'intero movimento della scuola di pallavolo. Un bacino che coinvolge molti allenatori della società, una scuola di pallavolo insomma per atleti ma anche per tecnici. Grazie ai dirigenti della società che si stanno dando da fare con massima attenzione al settore giovanile, ecco che a partire dal mini volley, quindi con le scuole elementari e poi con chiaramente tutto il settore, quindi under 12, 13, 14 e non possiamo nascondere anche l'entrata nel settore eccellenza anche dell'under 18. Diciamo che stiamo facendo un lavoro non ancora egregio, discreto, perché ancora ci sono dei grossi margini di miglioramento. Quest'anno stiamo raggiungendo obiettivi insperati, abbiamo 3 squadre che sono andate in eccellenza, l'under 18, 14 e 13, quindi un buon traguardo. Con la vittoria di oggi siamo con l'Under 14 le prime 4 finaliste e quindi speriamo arrivare anche a un traguardo, diciamo, al vertice dell'Under 14 provinciale. 3 squadre in eccellenza, cioè nei gironi top del movimento padovano, 2 Under 13 che scalpitano e collaborazioni ben avviate con Pulpatavium e Thermal Abano. La squadra più forte? Al momento l'Under 14 di Fabio Balsano, che vedete nelle immagini. Il tecnico Under 14 ha potuto pescare su circa 50 atlete che spaziano dalla 12 alla 13 e ovviamente alla 14, alle annate 2000 al 98. Ecco. E perciò questo è frutto anche di una programmazione degli ultimi 7-8 anni in cui abbiamo cercato di portare più atleti possibile qui e chiaramente è arrivato il momento di aumentare il livello, migliorarlo. E l'inserimento di Fabio Balsano ha anche questa valenza e i risultati si vedono sul campo. L'allenatore è bravo, questo è poco ma sicuro. Quello che a me non piace è quando ci sgrida, però è naturale perché ci deve far crescere. Però sono soddisfatta della mia squadra e spero di arrivare in alto con questa squadra. Questo è un atleta che fa anche l'Under 18 e gioca anche in Serie D, quindi diciamo che abbiamo diverse atlete che oltre a fare il campionato Under 14 fanno il campionato Under 16, 18 e giocano anche o in D o in prima divisione, quindi non fanno solo questo campionato, fanno 4 allenamenti a settimana e 2 partite a settimanali. Fra le altre formazioni si sta distinguendo l'Under 16, esclusa in extremis dal girone d'eccellenza, sta dominando la terza divisione giovanile. All'inizio eravamo abbastanza giù perché comunque l'eccellenza era il nostro sogno, poi però abbiamo visto che abbiamo iniziato a giocare bene con le altre squadre, abbiamo iniziato a vincere e quindi adesso siamo molto convinte a puntare sicuramente alla finale e a vincere la seconda divisione. Sono un gruppo sempre presente in palestra, mancano pochissimo, proprio solamente se hanno degli impedimenti grossi e sono molto coriacei, questa è la loro fortuna, la loro bravura. Speriamo che questo sia il primo anno di lo spartiacque che ci permetterà anche gli anni prossimi di migliorare non tanto i piazzamenti, che quelli vengono anche per altre circostanze, ma la qualità del gioco e che si divertono tutti gli atleti. Some run, some scream, some shout, some